Signori, poi dicono che venerdì 3 ci porta sfortuna. Noi abbiamo registrato il numero 002 di Giovanni, eccetera. Intanto buonasera. Buonasera, di nuovo? signor Gianni. Nuovamente. Abbiamo già il venerdì 13. Stiamo oggi, e non vi dico che giorno è, a registrare la puntata 003. Ma scusa, e poi dopo torniamo. Ma l'altro giorno ho sentito Ronco, che non è Ronco, non è l'altro aeroporto dove voleva andare Ryanair, no, Ronco dei regionali, no? Ronco, il possibile candidato sindaco, a me mi hanno raccontato questa cosa, l'ho scritto, che lui di fare il sindaco di Vicenza, ma tipo, ma chi me lo può fare? Lui vorrebbe fare il preside, il rettore della nuova facoltà di medicina, di nefrologia a Vicenza. E lui aveva trovato anche il finanziamento, Ronco. L'altro giorno si è incazzato, no? Sì, lo so. In teatro Olimpico, si è incazzato Ronco, che ha detto: tragedia, tremendo, tragedia greca. Zonin, rispettando il volere del marchese Roy, che ogni volta che sente il suo nome vomita lì dove sta, dovunque stia, ha detto ci aveva finanziato 700.000 euro per fare la clinica universitaria. Dove sono finiti? Questi nuovi, che non sono molti diversi, hanno avuto un rigurgito di onestà, è un rigurgito, no, 700.000 euro già, hanno dato soldi a cani e a porci, non si può dare. Roy ha detto per la cultura, nefrologia, sì, sarà pure cultura, ma insomma, hanno tolto 700.000 euro, lui incazzatissimo, perché mi hanno detto che lui voleva fare il preside di questa facoltà, e adesso il dramma, sai cos'è? Ci accorgeremo di una cosa, che Diamanti, il professor Ivo Diamanti, che io mi chiedo scusa a lui, dicendo che l'avevano messo in un giro in cui non sarebbe contato, perché c'erano altri che comandavano, lui ha deciso il candidato prossimo del centrodestra. Perché Ronco ha detto, no, guarda, questa è vicentina, questa cosa, non è bizantina. Fantastico. Ronco vuol fare il preside, perché va in pensione, gli tolgo 700.000 euro, la clinica non si fa più, che gli rimane a Ronco da fare? Il sindaco. Come sindaco ha diritto di nominare un componente dentro al consiglio di amministrazione della fondazione? Ma quello cambierà probabilmente. Comunque, però volevo finire. Allora, prima non ho detto una cosa per scherzo. Ma Cetera? No, Cetera. No, fermo un attimo, volevo dirti, per definizione, l'arte è artifizio. Allora, quando uno... Artifizio. Non orifizio, no, artifizio. Quindi quando uno mi viene a raccontare che quell'opera esprime il sentimento, esprime questo, esprime quello, lui era lì, c'era, chi gliel'ha detto, chi gliel'ha raccontato? È un artifizio da cui puoi ricavare fortissime emozioni. Allora, io sono andato dal medico mio, della mutua, gli ho chiesto, senti, ma io posso leggere? No, perché è una mostra, l'ha detto Odifreddi, no? L'ateo, quindi da crederci. Odifreddi? Sì. Ci sono anche quelli caldi? No, dai, a un ateo bisogna credere. Ha detto che è una mostra emozionante, molto emozionante. Allora, senti, ma il mio cuore leggerebbe una mostra così emozionante? Mi ha detto, no, non ti do il certificato medico, quindi mi raccomando, prima di andare a prendere il biglietto, passate a prendere il certificato medico. Gli serve come nello sport. Adesso veniamo un attimo a questa signora di Chiampo, di dov'è? Sì, della Valle dell'Astico. Da Valle dell'Astico, no? Che da lì scende. Era bello, visto che c'è una foto che sembrava Van Gogh. Solo che era la Valle dell'Astico prima che la distruggesse. Prima che arrivasse la Mitteni. La Valle d'Astico. Prima che arrivasse la Mitteni. No, prima che arrivasse la Rima. La Rima, quella di Marzotto, come si chiama? Rima. Quella è bellissima. Non fa rima con Marzotto però. Prima che arrivasse tutto questo, che ha trasformato praticamente la valle sottostante, diciamo Lonigo e Paraggi, in una terra dove se vanno a seminare patate, sai cosa escono? Van Gogh, opere d'arte. No. Cosa? Palline da golf. C'è tanta di quella chimica che vengono a fare le palline da golf, fluorescenti, fluorescenti. Pochi giorni fa, no? Stavano facendo quell'altra cosa, quell'altro mostro
la pedemontana, sai quella che si fa una strada lunghissima, larghissima, profondissima. È sprofondata lì. Sì, è proprio quella zona lì è sprofondata. Sì, troppe palle da golf. Troppe palle da golf. Cos'è? Lì c'è un ruscello bellissimo. Ha portato tutte le mie palline, tutte quelle che le ha mandate a poscolare. Sono andato a poscolare. Ha mandato le palline a poscolare. Ma però una cosa, prima di chiudere, perché Enrico 30 secondi prima ci avvisa, poi noi ci dobbiamo sempre del ci tempo, guarda sempre male. ci ha già avvisato. Allora, ma torniamo sulla Roy, che sarà il mio pallino, no? Sì. Perché arte, cultura. Quante cose onestamente il Marchese Roy ha lasciato alla fondazione perché la cultura di Vicenza si cibasse del suo lascito? Quante ne sono rimaste? Questo lo racconto in un certo posto e poi dopo sul nostro sito. Lo sappiamo. No, sarebbe interessante. Tra l'altro ti do un'indicazione. Secondo me sono commercialista, no? Vai, sì. Eri sei? Ti do una. Adesso sei consulente. Sei consulente. Come sei stato? Ma dai! Conti, vai. Consulente. Dai. Vabbè. Allora, quante cose sono rimaste? 30 mediazioni sparite. No, non è questo che volevo dire. Ora che non è più onlus, e non lo è più, si dice cos'è onlus? Cos'è onlus? È una... Non è cosa di lusso, è una organizzazione che non paga imposte. Senza fini di lucro. Senza fini di lucro, non paga imposte. Mi spieghi come mai ufficialmente hanno tolto questo titolo, la regione ha tolto questo titolo nel 2016. E come mai allora, dopo i primi 2 anni, dopo i primi 2 anni, no? 2009-2010, morto Roy, hanno cominciato il consiglio di amministrazione, con i sindaci, il consulente che teneva contabilità, di che cosa me lo mando qua, revisori, non vendeva niente, non avvocati, architetti, insomma, voglio dirti, come mai hanno accantonato ogni anno centinaia di migliaia di euro per pagare IRES? Più di quanto abbiano dato alla clericati. Ci hai fatto caso? Certo che ho fatto. Molti hanno accantonato per l'IRES, che teoricamente non dovevano pagare, più soldi di quanto abbiano dato alla clericati. Però lì c'è un motivo. Il motivo è che forse... Cosa ha detto Franceschini? Oddio. Ministro Franceschini? Che la cultura arricchisce, ma arricchisce chi? Hai risposto, cioè loro hanno accantonato tasse. Tu dici che non le hanno pagate? No, non lo so, questo non posso saperlo, non lo allora ti dico che ho fatto un'analisi, le hanno accantonate, a mio parere le hanno pagate. Ma la cosa buffa è un'altra, che nel 2015, se ben ricordo, quando c'è stata la svalutazione titoli, 27 milioni di euro giù di lì, hanno pagato imposte anche in quell'anno. No, ma Zonin, l'anno successivo. Zonin gli puoi dire tutto, ma che non pagasse non lo puoi dire. Lui ha pagato così tanto in giro che gli sono rimasti i soldi per quei poveri 120.000 soci che sono rimasti senza niente. Questo diciamolo. Lui ha pagato e ha dato così tanti soldi in giro. Gliel'hanno tolti, non lo sapeva, e gli sono rimasti così. Ha pagato per quello che non doveva, poverino. Forse perciò non pagherà. Perché quello che ha combinato. Hai ragione, non ha combinato. È già pagato? È già pagato, scontato. Scontato? Sì, Nel senso, con lo sconto? Con lo sconto. Con lo sconto. Come fa Ryanair? Sembra che sia uno scherzo questa faccenda di Cetere, no? Noi dobbiamo dire che questa trasmissione parla di tante cose, tante varie cose. Noi vorremmo... Sto Cetere, ma non è che niente lo invitiamo. È un infiltrato. No, magari lo invitiamo, lo facciamo venire. L'abbiamo invitato, ha detto che veniva, ha detto che ci metteva la faccia. Non so. Non è che ci ha mandato avanti noi, tanto siamo abituati andare avanti. No, verrà. Sai cosa diceva? Quando andiamo a cercare Bar Sport. Ma sai quando faceva faceva il generale? Lei no. Armiamoci! E combattete. Non è che facciamo la parte di... Lui fa Totò e noi facciamo i poveri soldati.
Va bene. La ROI, parlando sul serio, è una cosa che ci sta a cuore, ci sta a cuore, identifica il male di questa città, e anche questi 700.000 euro di finanziamento, per fortuna tolti su fio di lana, sicuramente è opportuno che una clinica universitaria nasca, è probabile che Ronco meriti di dirigerla, ma che ci si lamenti perché viene tolto un finanziamento che era illecito, e che il fatto che Diamanti lo abbia tolto vuol dire che gran parte degli altri finanziamenti, quelli per cui sono stato condannato, denunciato per 1 milione di danni, tu ripristinerai il patrimonio della Fondazione ROI. 1 milione di contributo. Infatti sto raccogliendo un po' di spiccioli. Sappiate, tutti quelli che si iscrivono al nostro, facciamo spot, Vicenza Freedom Club, che costa soltanto 30 euro all'anno, giuro, tutti quei 30 euro che moltiplicati per quanti siete, appena arriva 1 milione, io mi dichiaro colpevole e lo do alla ROI. Perché Zonino ha detto che quando la ROI avesse incassato quel milione, lui lo dava a chi ricati. Vedi, è bravo a lavarsi la coscienza con i soldi altrui. Signori, finisco. Io penso che un sogno così non lo farai mai più, non lo avrai mai più, è di volare. Su cui dopo Roy che si rivolta nella tomba, per la Roy forse potrebbe rivoltarsi nella tomba anche in modo ugno, senza nessuna offesa per questo cantore esimio. Vi lasciamo e speriamo che Cetera questa volta la puntata non la veda. Bene, ciao, arrivederci.